Operazione dei militari della Guardia di Finanza di Sassari a tutela delle finanze pubbliche che, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo torritano, hanno acceso i riflettori sull'attività del consorzio industriale di Predda Nieda a Sassari. Sotto inchiesta è finito un funzionario del comune di Sassari, temporaneamente nominato dirigente del consorzio industriale, che è indagato per peculato e abuso d'ufficio insieme all'ex commissario liquidatore regionale dello stesso consorzio, in quanto rappresentante legale dell'ente. Le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Sassari hanno appurato che il dirigente tra il 2014 e il 2016 avrebbe attribuito a sé e ad alcuni dipendenti premi di produttività, questo pur in assenza del raggiungimento degli obiettivi programmati e con i conti del consorzio che peggioravano di anno in anno. Altra accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Sassari, stando alle risultanze dell'indagine delle Fiamme Gialle, il funzionario avrebbe tenuto una condotta di favore verso alcuni soggetti debitori del consorzio industriale, non procedendo all'incasso di crediti per centinaia di migliaia di euro. Quanto all'ex commissario regionale, precisa la Guardia di Finanza, è finita sotto inchiesta perché, pur non avendo incassato soldi pubblici, avrebbe consentito la commissione degli illeciti addebitati al funzionario del comune di Sassari.